Seduta urgente ieri sera di Aula Sollano, proprio così urgente, per esaminare alcune proposte in risposta come controdeduzione ad alcuni punti sollevati dal CRU, Comitato Regionale Urbanistico, in materia di norme tecniche di attuazione del PRG. Urgente sì, ma non nel rispetto dei tempi, è stato subito sollevato, anche se non per responsabilità del Consiglio Comunale. Il termine perentorio di 30 giorni, numeri alla mano, era già scaduto. Quindi il lavoro prodotto dall'Assemblea potrà essere tutto inutile, ma entriamo comunque nel contenuto, nella sostanza dei provvedimenti, riflettori puntati soprattutto su due rilievi. Il primo riguarda le frazioni di Villa Seta e Montaperto nelle PRG classificate sotto zona 2, cioè con il profilo di centri storici. L'intervento si è reso necessario per evidenziare che i due agglomerati non hanno nulla di monumentale, condizione che, se così fosse, imporrebbe per le opere di ristrutturazione un piano particolareggiato. Nelle controdeduzioni è emerso quindi che si tratta di vecchi borghi agricoli che presentano un tessuto abitativo in forte degrado ma senza rilevanza storico-architettonica. Il punto è stato approvato. E siamo all'argomento che ha diviso il Consiglio Comunale, parliamo della sottozona F3 destinata ad attrezzature e servizi privati. Il CRU ha detto no all'insediamento delle funzioni terziarie, cioè alla presenza delle attività produttive in quanto inserite nella zona D. Ma la controdeduzione proposta dall'ufficio tecnico ha rilanciato lo stesso contenuto, non sono mancate le tensioni in aula e al momento del voto, dietro la sollecitazione della Commissione urbanistica che aveva dato parere negativo, la delibera è stata bocciata sul filo di lana e qui si apre il capitolo squisitamente politico. Il voto ha spaccato l'UDC, il partito del sindaco. L'unico sì del gruppo è arrivato da Nino Amato, che è anche assessore. No invece da parte di Gianluca Urso e di Giuseppe Miccichè si è astenuto Dino Galante, mentre il capogruppo Ennio Saeva aveva lasciato l'aula. Insomma, uno scudo crociato tutt'altro che compatto, segnali che parlano di un malessere, forse nel rapporto fra il gruppo e il sindaco Zambuto.